Devo dire che questo momento lo aspettavo da metà novembre, quando davanti a palese omissione e falsità presentate dall'assessore Riccardi avevamo chiesto come Movimento 5 Stelle le dimissioni dell'assessore o il ritiro della delega. Avevamo fatto una conferenza stampa parlando del report ministeriale presso l'ospedale di Palmanova e Gorizia. Il report ministeriale diceva chiaramente che c'era un'errata configurazione di 8 posti letto di medicina d'urgenza che venivano codificati come terapie intensive, una sovrapposizione di percorsi per pazienti Covid e non Covid, particolarmente critica la situazione del pronto soccorso dedicata alle visite e il pre-triage. Un'organizzazione che, a detta degli ispettori ministeriali, aumentava il livello di rischio di diffusione dell'infezione. Per non parlare di Gorizia, dove c'è una carenza nella gestione dei flussi informativi a tutti i livelli della filiera, nonché il completo disallineamento con le altre fonti informative. Davanti a questo report ministeriale, scritto nero su bianco, c'è stato il comunicato dell'assessore Riccardi che diceva ispezione Palmanova Gorizia non emerse criticità e ometteva tutte le criticità elencate in questo documento, elencando solo i dati positivi. E quindi gli stessi sindacati dicevano che il documento ministeriale conferma l'errata codifica dei posti letto ed è un modus non lecito operato dall'amministrazione regionale utilizzato anche in altri ospedali. Sono parole gravissime. Credo che l'errore più grande fatto in questa legislatura sia quello di decidere di scegliere come direttori generali per le principali aziende della regione le seconde file di chi è stato nominato dalla giunta precedente e poi manager con poca esperienza per essere controllati. Questa è una cosa che io avevo detto subito dopo aver visto le nomine, ma che in un comunicato di 5 sigle sindacali viene richiamato. L'errore più grave, proporre la guida dei nuovi enti, direzione il cui curricula in molti casi non è all'altezza della complessità. La mia impressione, ma anche quella di molti operatori sanitari, è che in questa regione non ci siano 6 direttori generali, ma un direttore generale, che si chiama Riccardo Riccardi, che fa quello che vuole e che, quando gli è più comodo, dà le responsabilità ai tecnici. Questo ha provocato delle ricadute pesantissime sul nostro servizio sanitario. E leggo anche qui i comunicati di stampa dei sindacati. Tagli di servizi a Udine, Pordenone, a Trieste, interventi programmati che non si riescono a garantire, pronti soccorsi che non reggono, guardie mediche che in certe aree non riescono a dare risposte e le automediche che non esistono più. Ma ciò che spiace soprattutto è che la politica non ascolta le nostre proposte. Il problema è che, a mio avviso, l'assessore Riccardi non ha ascoltato e molti per questo se ne sono anche andati via, anche dalla direzione centrale, molti appena hanno potuto se ne sono andati via e molti professionisti delle aziende se ne sono andati via. Sì, ci sono pochi professionisti, ma stiamo sostituendo quelli che se ne vanno. Questa è la verità. Mi direte, c'è stata la pandemia. È vero, abbiamo avuto 2 anni di pandemia, 2 anni e mezzo di pandemia che sono stati pesantissimi e questo ha messo sotto pressione chi governa la sanità. Il problema è che non si dice, o si dice troppo poco, che noi siamo stati nel 2021, per i dati Covid, la regione peggiore d'Italia. Il comune di Udine è il primo per eccesso di mortalità legata a Covid. E non lo dico io, lo dicono i dati dell'Istat. Mi si dirà, abbiamo una popolazione anziana. No, un tasso standardizzato e anche i ricercatori dell'Università di Udine hanno detto che non può essere solo l'anzianità della popolazione a spiegare questi dati. L'azienda più grande di Udine ha perso dopo poco il direttore generale che è andato via, il direttore dell'ARCS che doveva rivedere il sistema dell'emergenza urgenza se n'è andato via dopo poco, con l'effetto che nulla è cambiato in questi 4 anni, che ci troviamo un sistema arretrato e con innumerevoli criticità. E a Pordenone non si è mai visto che in 2 anni tutti i sindacati e tutte le forze politiche, anche quelle di maggioranza, chiedano le dimissioni di un direttore generale. Non si era mai visto. Come soluzione il premio è stato quello di spostarlo a dirigere l'azienda che dovrebbe coordinare anche le altre. Visto che i rapporti è riuscito a creare un buon clima nei rapporti, adesso guiderà l'azienda di coordinamento che dovrà coordinare le altre aziende. Complimenti. Ultimo, come è stato detto, il tema degli atti aziendali, calati dall'alto.
dove non sono stati ascoltati i primari. E se uno legge le osservazioni, i pareri dati da ARCS, 17 punti, penso per l'azienda di Pordenone, più la compatibilità economica, trovo difficile capire come in 48 ore dopo si riesca poi a risolvere tutti i problemi che sono scritti qui dentro. L'ultima cosa che vorrei dire è che si ricollega anche a una petizione presentata in Consiglio regionale di oltre 15.500 firme, preoccupati per la sanità pubblica della nostra regione e che chiedeva un cambio di passo e che, tra le altre cose, chiedeva più partecipazione da parte di operatrici e operatori, associazioni cittadini e anche un maggior ruolo dei sindaci dei comuni per quanto riguarda la sanità. Per affrontare le grandi crisi servono due cose: verità e fiducia. Le cose che con questa gestione della sanità sono state distrutte, perché la fiducia negli operatori è sotto i piedi e sono non solo provati da 2 anni e mezzo di pandemia che li hanno visti fare dei turni straordinari e lavorare per tutelare la nostra salute, ma per come è stata gestita questa sanità. Io credo che bisogna dare una discontinuità, credo che sia intollerabile che sia lavorato per coprire le cose che non vanno, che non sia lavorato con trasparenza e credo che prima di tutto, soprattutto in un momento di difficoltà, bisognava condividere quelle che sono le difficoltà per cercare di risolvere tutti assieme. Non abbiamo voluto strumentalizzare, abbiamo voluto sottoporre quelli che erano i problemi e siamo stati fin troppo responsabili, soprattutto durante il momento della pandemia. Io credo che dire il falso ai cittadini sia intollerabile e per questo abbiamo sottoscritto e sosteniamo questa mozione.